Istituto Fermi oggi con una interessante iniziativa, con la panchina rossa, insomma in un momento in cui purtroppo la violenza alle donne è sempre in aumento. Sì, l'Istituto Fermi, così come ogni anno, anche quest'anno ho voluto proprio ricordare questa giornata che è tristemente appunto contro la violenza sulle donne. Con tutte e tre le sedi, con manifestazione abbiamo organizzato anche degli interventi e dei convegni all'interno delle sedi, oltre che anche abbiamo pensato di inaugurare una panchina rossa che sappiamo è il segno tangibile di questa giornata. La panchina è stata realizzata dai nostri ragazzi, i meccanici, attraverso appunto del materiale che era riciclato. Le Fermi ogni anno partecipa a questa iniziativa perché ritiene che sia di fondamentale importanza che la scuola intervenga in queste situazioni e per cercare di arginare per quanto possibile a questo fenomeno così drammatico, perché ancora oggi basta accendere la TV e ci rendiamo conto che il femminicidio non si è fermato assolutamente. Esistono le leggi sicuramente, sono importanti queste leggi, però da sole non sono sufficienti e quindi nessun provvedimento, che può essere penale, che può essere economico, amministrativo, riesce a far cessare questa veramente strage di donne, perché assistiamo ogni giorno a fenomeni in cui le donne vengono calpestate, vengono uccise, vengono oltraggiate, soprattutto in ambienti certe volte anche domestici dove le donne dovrebbero sentirsi al sicuro, ma soprattutto da parte di persone che possono essere il compagno, può essere il marito, può essere il fidanzato, che dovrebbero più che altro amarle. E quindi quando bisogna intervenire la scuola è sempre in prima persona a farlo tramite l'educazione, perché noi abbiamo il compito di educare questi nostri giovani in modo tale da inculcare dei valori fondamentali quali il rispetto del prossimo, il rispetto anche di colui che è il diverso, e quindi la scuola è sempre presente in questo. Ok, sono ottimisti presenti a questa iniziativa, ecco, che messaggio lanciare specialmente agli alunni? L'iniziativa si inquadra perfettamente nell'ambito della campagna che ci vede per 16 giorni attive sui temi della violenza contro le donne, e oggi si parla qui proprio al Fermi della necessità di leggere i segni e vedere che questo tipo non è amore. Noi abbiamo a tale scopo, proprio perché si inquadra nella nostra campagna, realizzato un roll-up nel quale enumeriamo una serie di comportamenti che possono essere identificati come momento iniziale di un'escalation di violenza contro una donna, e rispetto a questi comportamenti noi invitiamo le donne a farsi delle domande, dunque riflettere. Ecco, noi siamo qui oggi per questo e ringrazio l'Istituto Fermi con la dottoressa Casalicchio e la nostra socia Liana Tuttolomondo, che tra l'altro hanno anche aderito al nostro progetto Kindness, anche parole gentili sull'albero di Natale, realizzando proprio una serie di addobbi che riportano la necessità di ripristinare l'abitudine alla gentilezza per combattere la violenza. Anche la Polizia Penitenziaria ha voluto dare la sua testimonianza in questa giornata. Sì, come ogni anno partecipo di buon grado a questi incontri nella consapevolezza che parlare con i giovani di violenza di genere e di violenza sulle donne sia assolutamente importante. La comunicazione è l'elemento essenziale per poter provare ad arginare questo fenomeno. Ecco, che messaggio lanciare agli alunni in questa giornata dove purtroppo tristemente si ricordano quello che sono le violenze contro le donne? Ricordiamo anche quello che è successo qualche giorno fa a Roma, dove 3 donne sono state violentate da un serial killer. È un messaggio di fiducia in se stessi, perché vorrei che si rendessero conto del grande potere che hanno, che è intrinseco in loro. Un potere che deriva dalla loro giovane età e dalla distesa immensa di terreni da coltivare, che è il terreno dell'anima, della conoscenza, dello spirito. È un messaggio di presa di consapevolezza che la vita comunque va affrontata con la piena capacità di saper discernere situazioni, ambienti, contesti. Vorrei che i giovani di adesso si aprissero ad una forma di
leggerezza rispetto a quelle che sono i loro sogni, le loro ambizioni, vivere con più presenza, vivere con una sorta di autodisciplina, credere nei sogni, in se stessi e nelle loro capacità. I fenomeni di violenza di genere nascono soprattutto da una problematica culturale. Manca, da quello che è il nostro punto di vista come operatori presenti nel territorio, una diffusione della cultura del rispetto, della tolleranza. Le istituzioni presenti, la scuola, il mio ufficio che opera nel campo penale e che specificatamente si occupa di violenza di genere, sono chiamati ad un dovere dettato sin dalla Costituzione, quando la Costituzione ci dà un monito. Tutte le situazioni di condanne penali non possono, devono tendere alla rieducazione. Le istituzioni preposte a questa forma di rieducazione, educazione per quanto riguarda la scuola, devono parlarsi, incontrarsi, creare una rete di servizi che insieme può affrontare per un miglioramento, per un cambiamento, il vero problema della violenza di genere, che è insito nelle emozioni delle persone, nella mancanza di una cultura diffusa di rispetto e di tolleranza.